No. Com'è? Perché mi dà fastidio questa vita attacca. Sant'Antonio. Del borgo medievale. Anche qua della bocca. Ah sì. Guarda, guarda. Come Barbara? È un po' inquietante. Perché? Boh, sembra di arrivare. La strada per arrivare a una casa stregata. Ah no, è anche fatto bene, come largo. Il cerro è quello là in cima. Lì comunque la quota bassa. Non so, non l'ho mai fatta, sinceramente. È diventata proprio stretta. Beh, però una macchina ti passa. Foldone, un'altra montagna ancora. Contenta? Faremo un'altra volta. Ecco. Il cerro è quello lì sopra, guarda che c'è là. No? Sì, vai, vai, cammina. Così meno. Che sto filmando. Quello si aggiunge alla svelta. Che bella baita è là. Carina, no? La baita. Che bel posto. Vediamo. Cosa? Non so. È un po' più ripida, no? Mamma mia. Ti rifugio? Eh sì. Bello. Immagino che sarà chiuso oggi. Stagno, sì, stagno, sì.
prendo il cutidro. Qua mi ricordo che ho mangiato tanti anni fa la polenta con la nonna. Dai, Ti giuro. era aperto? Sì, la domenica era. Ah, domenica. Magari ieri era aperto. Sì, può essere. Che bello. Bocce. Siamo fatti a bocce. Dai. Bello? Mi piace? Sì. Una domenica si potrebbe venire. Molto volentieri, però mi sa che è solo d'estate. Alla fine? Sì. Penso che... Lì la cima. Penso che alla fine sia chiuso in inverno, Magari questa era l'ultima domenica. No, magari ancora qualche domenica poi. Oggi è lunedì. Chiediamo dopo la nonna. Ecco. Qua è il castello della regina. Quale? Ecco lì. Ma non c'è nessun castello? Non ho mai detto che c'è un castello, si chiama così. No, ma io ho letto che una volta c'era un castello. Ma è una leggenda, vabbè. Ah, vediamo. Gente che non ci sa. Sì. Sì, ma anche oggi. Oh, se bagniamo. Ormai mi bagno il culo. Sì, ma davvero, ne? Non so. Sono i fiori, secondo me. Magari anche ci abita qualcuno. Ma no, perché è ancora aperto probabilmente. Probabilmente ieri era aperto, Ma ti ho detto, penso che apra nel weekend. Non sicuramente il lunedì. Vero? C'è grigliata, Barbara? Che bello qua. Queste piantine qua, bellissimo. No. Bello, mi piace. E quella sotto è la corna camosciera che ovviamente noi non facciamo. Qual è il castello della Quello più alto dei due. Ciaccamele ben. Ciaccamele. Mostramele ben. Quello alto lì è il castello della A me devo regina. arrivare fin là? Ma non è mica tanto lunga, Un'oretta ancora. Oh, sì. Ma neanche tanto difficile, tra l'altro. Sì. L'altro, la corna camosciera è difficile, ma quella non la facciamo ovviamente, lì devi fare la ferrata. Beh, non potevo fare solo questo. Direi proprio di no. Che bello. Guarda. E siamo in cima al Pizzo Cerro. Cervo. Cerro, Cervo. con 2 R. Bello. Ci piace. Occhio. Dopo. Dai che siamo quasi arrivati in cima all'arena, non possiamo fermarci qua. Aiuto. Qui non c'è la croce, ma c'è la cappelletta. Bella comunque, no? Bel panorama. Wow. Qua sotto mi sa che è Camorone, dove abita mia nonna. Cadamone. Qua sotto. Camorone? Cadamone, sì, qui abitava Camorone. Adesso dove abita tua mamma? Cadamone. No, non è Brembilla. Sì, che è una frazione di Brembilla. Cadamone. Sì.
Sì, perché non li avevi visti. No, 2 li ho visti. Ah sì? Mi fanno schifo proprio bambini, no, non so. Musato, sì. Scusa, che differenza c'è tra un grillo musato? Se io mi trovo un musato sul braccio che mi ha beccato, vestito. Ma secondo me, perché va giù proprio dritto potresti cadere. Dici? Dico me, non so. Occhio. Puoi cadere anche di qua. Esatto. Secondo me invece perché è proprietà privata. Sì, sì, anche. Che bello. Wow. Sento preferisco, guarda, che sei giù straprioprio. Sì. Tu sbrisi tu a fino giù. Prendi no. Sì, diciamo che bisogna fare solo un po' attenzione. Ma come difficoltà addirittura pianeggiante? No. Ma c'è la croce su. No, c'è un tipo un omino. Guarda. Che sassoni. Vai. Ah, perché il sentiero va giù di qua, adesso vediamo. Adesso vediamo comunque. Oh, finalmente un po' di salita vera, no? La pianura. No, a me mi bastava anche comunque un po' così al verso, Su. Che alpinista che sei. Vai Babbi. Saluta. Non saluta. Riesco. Che esagerato. Dove sei? Qua, non vedi? Per la corna camoscera. Di nuovo. Montecorno. Vedi che c'è la croce? Di sicuro non andremo mai. No, quello no, assolutamente. Ecco. Che bello. Ah. Ti ho detto che è un panorama medio orientale, no? Cosa dici? Ah, guarda, c'è tipo una baita là, hai visto? Gabbiotto, che baita. Sì. Ma ci siamo. Queste erbacce qua sono un po' fastidiose, eh? Tenta. Qua, Babi, qua. Stai andando. Eccola. Siamo qui. Oh. Eccolo. Castel Regina.
No, ti danno neanche la soddisfazione di una crocetta. Niente, Giusto un po' di sassi buttati lì. vergogna. Sai che montagna è quella lì? Foldone mi sa. Però che bel panorama. Vai, tocca la roccia, va. Mi tenta fare un serpente. Ma che? Tic. Casa della nonna. Bello però, dai. Comunque panoramicamente non è male. Montecorno in fondo. Spicchierino. Sulla croce? Allora cosa dici? Questa salita avrà difficoltà? L'ultimo pezzo non mi è piaciuto. Ma non è tanto difficile. È un po' esposto, basta. Visto che non c'era neanche una piccola crocetta su questa cima, specialmente il castello della regina, ho cercato di creare una piccola crocetta con quello che ho trovato, 2 legnetti e un po' di erbetta secca. Brava, Babi.